Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibyl. Eccole qua. Allora, siamo al consueto appuntamento del lunedì. Questa sera sarò prevalentemente da sola, vedremo se riuscirà a raggiungerci il Marietto che è fuori sede, dunque sarete in mia compagnia. Come sempre vi ricordo che no, non è lunedì, è venerdì, ma come è volata questa settimana? Allora, vi ricordo come sempre che per formulare le domande dovrete mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e se chiedete di controllare e verificare come vanno le cose con un'altra persona, dovete gentilmente mettermi anche la data. Ecco qui. Oh! Hola! Chi c'è là? Hola! Cari amici, ci siamo! Siamo qui, sì, sì. Ciao Selina, Marietta. come sta andando? Li tieni sotto controllo i nostri amici? Beh, oddio, siccome ho appena cominciato a dire sotto controllo è un parolone. Comunque sì, siamo in compagnia dei nostri amici, siamo qui sul canale, stavo spiegando e stavo anzi ricordando come formulare la domanda per avere una risposta gratuita. Dunque, lo ripeto, visto che sei qui e che lo hai chiesto in un certo senso, dunque devono scrivere il loro nome, la loro data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e il nome e la data di nascita anche della persona su cui chiedono di controllare. Dunque, questo più o meno sono le regole. Marietto, tu che dici? Ma io dico, ma lo sai che forse entro martedì o mercoledì finiremo l'ebook di Radionica e Abbondanza e lo potranno già preacquistare o acquistare. Scusate, c'è un po' di movimento perché sono in un bellissimo posto, vedete? Sì. Stavo dicendo l'ebook speciale di Radionica Abbondanza per 75 euro nel sito Capitano, nel tuo sito, nel nostro sito del capitano.intervista.org per 75 euro è un prezzo abbordabilissimo perché li vale tutti. L'hai già letto? No, no, l'hai detto tu, hai fatto Ti ho benissimo. rubato la parola, guardate, ma guardate, di solito l'altra volta vi ho portato a Venezia, vi ho portato sullo Stelvio, oggi vi porto a Palermo, guardate che spettacolo, guardate che bella gente, quanta bella gente, quanti bei camion che passano a quest'ora, insomma, noi i nostri amici che ci seguono per le Sibille li portiamo dappertutto in giro per l'Italia. Sì, E un giorno li porteremo anche al Polo Nord, via, va, la butto lì così, va. Una preview, oddio. uno spoileriamo. Speriamo non tutti al Polo Nord, Marietto. Eh, beh, vabbè, faremo quello che possiamo. Allora, La Stefi tiene, la Stefi qui dietro tiene, non so se la già, vedi, la come motocicletta. sempre. Allora, io ti lascio parlare finché non mi fanno salire sulla la bagnarola, che questa volta è Beh, quella buona, insomma, per essere una è la nave buona, e bagnarola scusa enorme. io che non sento tanto perché c'è un po' di movimento, sembra di essere alla Formula 1. L'altra volta questa nave qua è quella che ha avuto il maremoto, no? Se teniamo questa media, questa volta speriamo bene. Vabbè. Va bene, Marietto, io direi di cominciare a salutare gli amici che sono collegati e a dare delle risposte, così. Sì. E io non li vedo, aspetta un po'. Allora, buonasera Sara, buonasera Francesca, buonasera Maria, buonasera un'altra Francesca, Oh, buonasera ma Elisa, quanta gente che c'è, adesso li vedo anch'io. buonasera Antonio, Antonio e Francesca, buonasera Teresa, Teresa. Bene, io direi di cominciare a Sara. rispondere così. Chi c'è anche? Sara? Io l'hai vista, io non la vedo. Senti, Idi, allora io faccio Ah, così, Sara, Sara. ti lascio lavorare perché so che non gli interessa niente della location, però ricordati che li abbiamo portati anche a Palermo, praticamente al traghetto. Va Va, bene, va bene, Marietto, io saluto gli allora. amici che ci seguono, ricordatevi,
oggi che giorno è? Il 27 novembre del 2020 il Marietto e il De Garda c'erano e li ho portati non sullo Stelvio o Venezia, ma questa volta li abbiamo portati a Palermo. Va bene, Saluto, Marietto, grazie. lascio, ti lascio a te. Buona serata e buon Ciao, ciao a proseguimento. tutti cari amici, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qui, allora il Marietto ci teneva a salutarvi, intanto vedo che si sono aggiunti anche altri amici, allora buonasera Chiara, buonasera Chantal, buonasera Donatella, buonasera Pierluca. Bene, a questo punto direi di cominciare a dare delle risposte. La prima domanda è di Sara Elisabetta, 19 maggio 89, Giovanni, 20 aprile 88. Allora, Giovanni ha riallacciato i rapporti sui social. Dove vuole arrivare? Solo curiosità? Allora, vediamo le intenzioni di Giovanni. Questa sera vi rispondo da sola, dunque vediamo un pochettino. Ovviamente c'è solo la risposta delle sibille, faccio un po' di spazio. Allora, sibille, ditemi, Giovanni, 20 aprile 88, che intenzioni ha con Elisabetta? Grazie. Vediamo un po'. Allora, sospiri, gran signore. Probabilmente ha sentito la tua mancanza. Anche perché effettivamente tu dici riallacciato i rapporti, evidentemente i rapporti c'erano già e si sono allentati per qualche ragione, però al taglio già venivano i sospiri. Dunque, vediamo un pochino cosa dicono le sibille. Partiamo dalla linea del passato. Nemica, stanza, si vedono, spero, forse c'era scritta il De Garda Marietto veneziano, però nemica, stanza, nemico, costanza, riunione. Allora, il passato è un pochino tormentato, ci sono state parecchie difficoltà, l'intromissione di alcune persone, anche gli incontri a quanto pare erano spesso ostacolati. Così sembrerebbe. In ogni caso non c'è una fluidità nel vostro passato. Nemico, stanza, c'è dei momenti di altalenanza, dei momenti in cui vi sentivate più vicini, alternati da momenti dove non vi riconoscevate o comunque dove c'erano delle incomprensioni. Forse una delle cause di queste incomprensioni sono stati o possono essere stati commenti di qualcuno o in qualche modo delle interferenze esterne a voi. Costanza e riunione. Ad ogni modo sembra proprio che in qualche modo riuscivate c'è stato appunto un avvicinamento o un qualcosa di importante, cioè importante no, ma comunque vi siete incontrati, vi siete trovati. Allora, al presente, gran consolazione, allegria, superbia e donna di servizio. Al momento la situazione sembra appunto rasserenata, sembra che ci sia un'altra modalità in corso, una modalità dove c'è una maggiore spensieratezza, in ogni caso anche nessuna pretesa sembrerebbe, qualche pensierino riguardo il futuro o le possibilità, però insomma non grandi pretese. Attenzione perché donna di servizio accostata superbia potrebbe anche mettere l'accento su qualche presenza un po' scomoda che comunque è contestualmente presente, oppure a questioni di orgoglio, oppure anche solo la voglia di competere e di prevalere su qualcun altro. C'è un pochettino una situazione ambigua, anche se c'è la possibilità di darsi da fare e che le cose possano andare bene. Non credo però nella completa affidabilità di questa persona, perché l'esito
è un po' particolare, dopo lo vedremo. Sembra anche che comunque lui abbia sì un interesse nei tuoi confronti, però ci siano anche delle situazioni che ogni tanto gli fanno cambiare atteggiamento, è come se non fosse più la stessa persona. E può anche essere appunto che ci sia una chiusura o il timore che possa esserci qualcun altro. Sai, stiamo guardando comunque dalla sua prospettiva per dare una risposta, perché stiamo chiedendo appunto lui che intenzioni ha nei tuoi confronti. Lui comunque è una persona interessante, è una persona che ci sa fare e che sicuramente su di te ha una certa presa. Però vedi questa carta, non è che proprio mi faccia impazzire la presenza di questa carta qui, è un po' come se in fondo si lasciasse un po' trascinare dalle cose, non è che sia una persona che abbia una reale iniziativa. Lui ha molta autostima, o forse l'autostima gli è finita, dipende un po' dall'accostamento di queste due carte, però probabilmente ha cambiato un po' atteggiamento perché magari sospetta che tu possa essere corteggiata anche da altre persone. Vedo un po', forse, non so se ti aveva parlato a suo tempo di un viaggio, magari la sua intenzione è quella di venirti a trovare, non lo so. Oppure è possibile che lui cambi ancora in futuro, e questo potrebbe riallacciarsi a questa carta che porta a conclusione, riallacciare in futuro invece con qualche altra persona. Vedi, c'è anche qua una persona già fidanzata o sposata. Dunque, è un po'... Non è che ci sia chissà che slancio, ti devo dire, Sara. Dunque, vacci un po' cauta, anche perché ladro mercante sembra qualcuno che si sia fatto un po' due conti prima di agire. Lui fondamentalmente non è una cattiva persona, però nasconde delle cose, non ti fidare del tutto. Sembra che si stia muovendo più per un interesse personale che non perché ha un reale interesse nei tuoi confronti. Dunque, magari vuole ripartire con premesse diverse, però non lo so, non mi dà tanta fiducia questa persona. Allora, andiamo avanti e c'è Ines, 6 aprile 67, vorrei sapere cosa prova per me Maurizio, 9 giugno 72. Vediamo allora i sentimenti di Maurizio per Ines. Andiamo un po'. Beh, ammalato in malinconia sembra più parlare di passato che non di presente. Oddio. Ines, che sentimenti ha? Non è che anche lui è la serata dei tipi un po' ambigui. Vedi che c'è Belvedere ladro, cioè lui ti ha tenuto d'occhio per un po', ti deve aver corteggiato, seguito, in qualche modo c'è un interesse che parte già dal passato e che fa vedere lui in attesa comunque di te o di capire i tuoi movimenti, però il suo atteggiamento, vedi che c'è comunque ladro, non è un atteggiamento limpido, o si è insinuato in una situazione tua, preesistente, oppure lui è già accompagnato. Comunque non è una situazione chiarissima. Sembra che si sia avvicinato un po' così, furtivamente, oserei dire, visto che c'è il ladro, e poi con un po' di buona volontà e di insistenza
ha ottenuto qualche risultato, però vedi che poi c'è la carta dei sospiri, dunque da una parte è contento, no, di essere riuscito ad attirare la tua attenzione, dall'altra però poi sembra allontanarsi o tirarsi indietro, è un po' si direbbe un pochettino inaffidabile, vedi anche stanza, morte, artista, questa combinazione, pur avendo mescolato, è venuta fuori anche nella stesa prima. Morte, artista e mercante. Allora, al presente si direbbe proprio che manchi lo slancio all'intimità, la voglia di incontrarsi, oppure che gli incontri comunque non sono tanto concludenti. Sembra che cioè ci sia sì un interesse, ma è più un qualcosa che lui fa per se stesso. Vedi, comunque l'artista può essere un po' narciso, no? Sicuro di sé, del suo charme, del suo carisma. E il mercante è necessariamente un po' calcolatore perché sa cosa vuole ottenere. Dunque abbiamo comunque una persona non necessariamente interessata in modo disinteressato, cioè non è disinteressato, è interessato, ok? Dunque interessato però in che modo? Vedi, c'è il flirt, ha voglia e desiderio di intimità, comunque cercherà di incalzare attraverso i social o per telefono con i messaggi, però guarda, vedi che ti porta solo confusione, guarda qua. Al momento non lo vedo molto affidabile. Certo, l'esito è molto più favorevole, denaro, gran signore, fortuna, donna maritata. Sembra proprio che poi nel tempo comunque le sue attenzioni diventino un po' più concrete, comunque un pelino più affidabili. Però potrebbe anche voler dire che in fondo lui ha già un rapporto molto solido. Diciamo che in qualche modo penso che stia rispondendo comunque per te questa stesa e che evidentemente il suo interesse nei tuoi confronti aumenterà. Comunque staremo a vedere. Ines non è però disinteressato, cioè non è senza secondo fine il suo approccio. Allora, Francesca, 24 dicembre 78, avrò un incontro con Salvatore, 27 settembre 84. Ho dato un colpo allo schermo lì, vediamo un po' se riesco, ecco qua, a girarmi un po'. Vediamo allora Francesca e Salvatore. 24 dicembre 78 e Salvatore Sibille, diteci se Francesca e Salvatore si incontreranno. Beh, direi proprio di sì, già al taglio c'è la notizia o comunque vi organizzate questa gita, questo incontro, dunque è possibile di sì. La speranza infatti è una carta che parla anche di piccoli viaggi, di piacere, oltre che di amori vissuti come flirt, un po' leggeri, che comunque hanno un inizio non necessariamente destinato a lungo corso, però comunque è una carta positiva, di buone speranze per il futuro. Dunque già il taglio è molto molto indicativo. Vediamo cosa dicono anche le sibille nella stesa, perché anche lì hanno parlato. Allora, militare, superbia, dottore, lettera e malinconia. Allora, a volte le sibille parlano proprio alla lettera, cioè nel senso che vanno proprio lette alla lettera, è sorprendente come in certe occasioni si cerchi di interpretarle mentre loro vogliono già dire quello. Dunque, consapevole di questa esperienza che mi è già capitato di fare molte, molte volte,
potrei anche dire che non necessariamente questo indica una lotta fra voi o una serie di incomprensioni, potrebbe anche essere che lui abbia veramente un piglio e un carattere militarista, o che proprio per professione lui indossi una divisa. Comunque ci sono state delle situazioni un po' forti. Potrebbe essere una forte attrazione, potrebbe essere invece qualche battibecco, qualche pizzicarsi, no? E il tentativo di trovare comunque una soluzione, un modo per risanare, no, queste circostanze. Oppure potrebbe dire che ci sono state delle incomprensioni, lui magari invece fa un'altra professione, potrebbe essere un libero professionista o una persona che per lavoro si occupa di altri. Comunque abbiamo inequivocabilmente una comunicazione molto molto per messaggeria, per messaggi, per telefono, che fa parte appunto del vostro pregresso, del vostro passato insieme, ma anche vedi che c'è qua questa carta della felicità perduta. Dunque una situazione che già nel passato ha dato qualche piccolo dispiacere, oppure un senso di frustrazione, forse a causa di questo, no? Di queste incomprensioni potrebbe essere. Al presente si direbbe che ci sia questo progetto, che siate anche in attesa, vedi che c'è speranza, costanza e viaggio, dunque per me è possibile che vi vediate e che questo incontro avvenga neanche tanto lontano nel tempo, potrebbe essere molto vicino, addirittura nel presente. Il fatto qual è? O questo avviene veramente a stretto giro e dunque vi vedrete molto presto, oppure questa cosa del viaggio che sembra avvicinarsi poi avrà un esito piuttosto negativo. Secondo me vi vedrete, ma l'incontro di persona non sarà così soddisfacente come pensavi, sarà veramente, guarda, omaggio di preziosi, disgrazia, falsità. Secondo me tutto questa aspettativa che comunque un po' hai assaggiato delle stranezze, delle ambiguità, come qualcosa che non fosse del tutto chiaro, nascosto, secondo me verrà fuori. Dunque al momento dell'incontro un qualcosa non ti tornerà. Guarda qua, casa, sospiri e deliranti. Guarda un po'. Non è bello come prosegue dopo l'incontro, cioè o l'incontro sarà veramente una delusione su tutta la linea, oppure comunque dopo l'incontro non vedo un grande proseguo. Allora, anche l'esito, vedi, c'è di nuovo la carta della gita, della speranza, però prigione e pensiero, invece gelosia prima, dunque o appunto l'incontro andrà malino, per dirla così delicatamente, oppure in realtà questo viaggio, questo incontro non avrà appunto o un grande seguito oppure una vera realizzazione. Io penso che vi vedrete e che non andrà come speri, ma potrebbe anche essere che tutto questo desiderio, questa cosa di viaggiare, poi in realtà non avverrà, cioè questo organizzare, orchestrare questo incontro magari poi non avvenga. Dunque le cose sono due: o avviene e lascerà a desiderare, oppure c'è un grande alimentare questa cosa e poi non ci sarà l'incontro. Dunque, in ogni caso non è un esito positivo, Francesca, mi dispiace. Allora, Antonio, dove ho spedito il Marietto? Io da nessuna parte, deve rientrare a sbrigare delle cose sue, dunque sta ritornando in Svizzera, speriamo che mi raggiunga di nuovo presto. Allora,
Francesco, adesso rispondiamo a Francesco, 13 marzo 70, vuole vedere il ritorno di Anna, 21 maggio del 70. Vediamo dunque se torna Anna da Francesco. Allora, ecco, mi ero persa il messaggio, eccolo qua. Allora, Anna, 21 maggio 70, torna da Francesco, 13 marzo 70. Allora, Francesco, sacerdote, allegria, falsità, morte, viaggio. Beh, il rapporto in passato ha conosciuto un grande raffreddamento, vi siete separati, non so se vi siete separati e poi sono successe queste cose oppure se vi siete raffreddati e poi è avvenuta la conclusione e lei è andata via. Dunque diciamo che comunque c'è stato un momento dove già eravate freddi e distanti, vi sembrava che andasse ancora tutto bene così, in realtà secondo me fingevate o comunque c'era una situazione dove si accettava pur di continuare anche una situazione così, era come dire una situazione che come sai, il buon viso cattiva sorte, un po' una situazione di opportunismo. Però vedi che poi qua c'è stata una chiusura, un'interruzione non voluta da te, perché questa carta è sempre quando ci capita qualcosa, ecco l'allontanamento. Al presente non credo che Anna si avvicini, anzi mi sembra presa da faccende sue, vedi che ha un segreto, è molto lontana in questo momento. Non, ho la sensazione che veramente si stia dedicando ad altro, ma volutamente, come se volesse veramente staccare le cose. E in questo momento non, è molto determinata a restare in disparte. È possibile che parlerete di questa cosa in futuro, ma vedi che c'è deliranti, malinconia, dunque nasceranno delle incomprensioni, ma anche ti verranno riportate delle cose che ti rattristeranno. Non vedo ancora un qualcosa di positivo, che invece poi c'è nell'esito. Però ci saranno proprio delle difficoltà a riuscire a conciliarvi e a rimettere a posto le cose, dunque qualsiasi tentativo comunque sarebbe un po' ostacolato. Però la stesa chiude con una carta piuttosto ottimista, nel senso che anche se non sembra che né in questo momento né nel prossimo periodo lei sia intenzionata a tornare, comincerà a farci qualche pensierino. L'esito in realtà è decisamente diverso, Imeneo bambino, fortuna amica, dunque diciamo che secondo me o ad aiutarvi a ricominciare, a ripartire, potrebbe essere un figlio, se avete un figlio insieme, potrebbe essere un figlio, come potrebbe essere invece proprio un nuovo inizio tra voi, molto più fortunato. E potrebbe esserci comunque lo zampino di un'amica, di una persona che vi vuole bene, che magari cerca di rasserenare, di portare di nuovo serenità. Come pure potrebbe essere che ci sia un nuovo inizio, ma sereno, di amicizia. Vale a dire che riuscirete a ricostruire un rapporto in una chiave nuova, diversa. Comunque vedremo, io conoscendo poco e niente della vostra storia, faccio fatica spesso a dare una risposta unica.
Allora, vediamo la prossima domanda. Maria. Vorrei sapere sul lavoro perché ho avuto una discussione con la mia superiore, ho capito che vorrebbe mandarmi via. Maria, 4 dicembre 58, possibile? Allora, vediamo che intenzioni ha dunque la tua superiore, oppure, visto che non ho il nome e la data della tua superiore, facciamo così, vediamo cosa succede per te sul lavoro. Maria, 4 dicembre 58. Costanza amica. Allora, beh, diciamo che le carte più turbolente in realtà sono nel passato. C'è ancora un qualche accenno, qualche discussione qua e là, però non vedo carte né di rottura, né di chiusura, né di trasferimento. Credo piuttosto che alla fine, per quanto riguarda l'esito, vi chiarirete. Ehm, certo non è un momento facile, c'è anche, come dire, qualcosa, qualche scontro, qualche diverbio che può essere nato da qualche messaggio, da qualche notizia, no? Che ha portato appunto delle discussioni già o delle incomprensioni già nel passato. Vedi che c'è la carta del militare, dunque della durezza, oppure ti è stato fatto una comunicazione troppo dura che potrebbe essere una specie di rimprovero, vedi qua la figura dell'ammalato, comunque una situazione difficile nel passato dove senti o hai sentito di dover lottare, di doverti imporre, vedi che c'è anche preoccupazione, abbattimento e prigione. Dunque, da una parte senti di pagare un prezzo per qualche colpa di cui non capisci la natura, c'è un blocco, vedi anche nel passato, e il tentativo di sistemare le cose, qua la carta del dottore, dunque c'è anche come dire, un aiuto che tu ricevi e continua a vederlo. Vedi dottore, vedi gran signore il presente, dunque o come dice spesso il Marietto, o è una persona che ti aiuta in carne e ossa o comunque l'aiuto ce l'hai nei regni superiori. Non vedo carte drammatiche in questo momento per il presente, però diciamo che il passato parla di lotte, di incomprensioni e una grande prostrazione. Al presente vedi il gran signore amante, dunque o ricevi una proposta, stiamo parlando di lavoro, dunque o ricevi una proposta che vedi che c'è vedovo, dunque potrebbe essere una proposta che tu non accogli bene e che ti sembra invece un qualcosa di brutto, ti senti come se fosse tutto perduto e non ci fosse nulla da fare. Diciamo che potrebbe essere una sensazione tua più che uno stato di fatto, però potrebbe anche essere invece che un gran signore, comunque qualcuno, ti proporrà qualcosa e che magari non... insomma, c'è un qualcosa che parla di rimpianti, anche di situazioni difficili, no? Che magari sembrano chiudersi o che si chiudono, che generano afflizione per il futuro e che in un certo senso magari in questo momento sembra o suona proprio come la fine di un periodo, no? Una proposta che porta alla fine, a una chiusura.
e dunque delle preoccupazioni per il futuro. Vediamo come andrà però nel prossimo periodo. Abbiamo amore, deliranti e malinconia. Beh, allora, sicuramente c'è molta confusione e molte voci riportate sul posto di lavoro e magari anche situazioni, diciamo, con la carta dell'amore, comunque l'amore non è una carta negativa, però potrebbe indicare che ci sono delle situazioni, degli inizi, delle cose, dei principi di confusione o inizieranno a fare dei pettegolezzi sul tuo conto e questo potrà far dispiacere. Poi c'è vecchia signora e sacerdote. Comunque, con la carta della riunione, direi che dovresti ricevere il sostegno e l'aiuto di un superiore ancora. Dunque vedi che c'è sia una persona che può essere in età più grande, ma potrebbe anche indicare qualcuno che è più alto a livello proprio di ruoli, no? Dunque questo potrebbe essere la tua datrice, insomma il tuo superiore, che magari ha un atteggiamento giudicante, oppure sta parlando di due figure differenti, dove una è la tua superiore, un'altra è ancora più alto in grado di lei, o questo è dato dal valore della lama, no? Perché vecchia signora e sacerdote non è che c'è una graduatoria solo perché l'uomo è più alto in grado necessariamente di una donna, no? No, stiamo parlando di due figure superiori a te, o per età o per grado, e dunque secondo me potrebbe essere due persone e vedi che alla fine c'è un buon esito per te, perché questa è una carta di risultato positivo. Comunque potrebbero chiamarti ancora a chiarire le circostanze. Vedi, io non vedo in realtà una rottura, l'esito mi parla di una possibilità o l'attesa di una risposta che potrebbe arrivare da lontano, oppure la possibilità che ti parlino di lavorare, di spostarti in un posto lontano, però vedi che conversazione amica parla di nuovo di serenità, cioè sopraggiunge nuovamente una certa serenità. Dunque, ancora io proprio un trasferimento vero e proprio non lo vedo, una rottura vera e propria non la vedo, però questo effettivamente è pesante al presente e per non parlare della linea del passato. Maria, per ora è un po' così. Speriamo in bene per il futuro. Allora, andiamo avanti. C'è Nella. Rispondo Nella, ciao, volevo sapere se Raffaele mi ricontatta a breve. 26 settembre del 70 Raffaele e Nella 15 febbraio 74. Intanto colgo l'occasione, appunto saluto Nella, Michela, Marina, grazie Marina, che carina, Donatella, Tiziana, ciao Tiziana, un'altra Marina e Elena. Allora, vediamo un po', rispondo a Nella. Vi ricordo che io inizio alle 21:30, dunque per avere la possibilità o comunque la vostra occasione, collegatevi presto e scrivete la vostra domanda presto, così che rispondendo io in ordine di arrivo riesca a darvi una risposta invece di magari rimandarvi a un'altra occasione. Fermo restando che lunedì e venerdì io sono qui in diretta e dunque potrete comunque contattarmi. E potrete anche contattarmi in privato perché io eseguo consulti privati a pagamento della durata di 45 minuti, 50 minuti al costo di 20 euro. Allora, rispondiamo a Nella. Malinconia, Ti manca Raffaele. Vediamo dunque se Raffaele ricontatta Nella. Grazie. Certo che tu ora lo piangi. Allora,
Ascolta, ma guarda che mi sa che c'è di mezzo una persona a voi vicino. Non è di mezzo perché c'è una qualche relazione, no. Mi sembra più che altro che ti vada contro questa donna qua, proprio, proprio contro, è molto negativa nei tuoi confronti, nel giudizio che ha nei tuoi confronti e questo può interferire in qualche modo. Io vedo comunque ancora un sentimento, però ehm, diciamo che in questo momento sembra proprio che ci sia bisogno che qualcuno lo aiuti a ragionare. Ehm, non ha tanto, come dire, vedi che il sentimento c'è, l'intimità c'è però la figura di una donna più grande che forse lo deve consigliare, gli deve dare una mano, lo guida in qualche modo, perché vedi che c'è superficialità in questo momento. Dunque, ehm, non so, effettivamente tu gli mancherai, penserà di incontrarti e guarda che poi te lo propone, vedi? Artista, Belvedere Stanza, dunque c'è poi l'incontro, di sicuro ti deve ricontattare per poterti vedere, a meno che non sia un incontro casuale, ma non penso. Questa è una carta di attesa, deve passare un po' però. Ehm, Amica, vedovo, denaro, Imeneo, questo è l'esito, dunque avrà effettivamente dei rimpianti, probabilmente li confesserà a una vostra amica comune o comunque parlerà con qualcuno, in effetti si sentirà molto, molto abbattuto, molto solo. Denaro, Imeneo, dunque io penso che vedi che c'è di sicuro, è più solido, c'è il rapporto, una riconferma. Devi portare pazienza però, perché sembra che ci siano tante persone che in un modo o nell'altro influenzano, si sono inseriti in qualche modo. Bene, io per questa sera vi saluto, anche perché essendo venerdì mi aspettano le pulizie, dunque, comunque ho da fare su alcune persone e dunque vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Vi invito a tornare lunedì sera alla diretta sempre alle 21:30 dove vi risponderò se non ho ancora risposto a tutti. In effetti vedo che ci sono ancora delle domande, dunque invito queste persone a tornare a trovarmi lunedì sera alle 21:30 oppure di contattarmi per un consulto privato a pagamento. Grazie per la vostra attenzione e a presto, vi auguro un ottimo fine settimana.